Tutti prendono i limiti della loro visione per i limiti del mondo. Arthur Schopenhauer. Ci sono ricerche e studi inconfutabili sulle correlazioni tra le strategie delle aziende e delle organizzazioni e dei singoli individui che compongono tali organizzazioni, le azioni che esse mettono in atto quotidianamente e l'effetto che queste producono sull'insieme, umanità e pianeta. L'esperienza pandemica ha manifestato l'insostenibilità dell'attuale modello sociale ed economico, mettendone a nudo tutte le fragilità e mandandolo definitivamente in crisi. Cosa serve ora? Serve un salto evolutivo di paradigma. Per guadagnarsi il futuro e divenire realmente prospere, le aziende e le organizzazioni profondamente consapevoli della propria responsabilità in termini di influenza sulle persone, dovranno impegnarsi a generare come impatto un importante senso di gratitudine negli interlocutori a cui si rivolgono. Contemporaneamente, i singoli interlocutori, raggiunti, tenderanno ad essere grati, facendo prosperare solo quelle aziende e organizzazioni capaci di restituire un senso profondo al tutto. Questa premessa è un aspetto fondamentale per definire la vision e la mission di una organizzazione e di qualsiasi azienda. La poetessa Maya Angelou sosteneva una cosa molto precisa. Le persone possono dimenticare ciò che hai detto, le persone possono dimenticare ciò che hai fatto, ma le persone non dimenticheranno mai come le hai fatte sentire. E non è mai stato così vero come in questo periodo storico. Le persone hanno finalmente iniziato a sviluppare un maggior sentimento di gratitudine verso quelle aziende che le fanno sentire comprese, supportate e rassicurate su tutti quei temi che hanno assunto un ruolo primario a livello globale. Per questo motivo, il mondo del business è definitivamente entrato nell'epoca che premierà quelle aziende che sapranno divenire a tutti gli effetti ciò che io ho chiamato dei grateful brand. Sono quei brand capaci di incarnare autenticamente questa vocazione, la vocazione di interpretare con audacia questi fondamentali. Proprio queste organizzazioni diventeranno dei grateful brand. Di cosa si tratta? In sintesi si tratta di passare da un'economia di scambio, fondata sul solo tentativo di generare amore o rispetto nei confronti del proprio brand, da cui il concetto di love brand, teorizzato da Kevin Roberts, ad un'economia rigenerativa e di reciprocità, parole magiche, fondata anche sull'aspirazione a generare gratitudine, quale memoria di un beneficio ricevuto e prontezza a dimostrarlo. La maggior parte degli economisti e dei politici sono così aridi nella logica dei loro pensieri, al punto di credere che il motore della società sia il capitale. Ma cosa veramente sposta i capitali da una parte all'altra? Sono le idee, le idee. Sono le idee il vero capitale della società, sono le idee che plasmano il mondo, sono le idee che spostano i capitali nel mercato facendo incontrare una domanda e un'offerta. E poi serve il tempo da dedicare alla realizzazione di quelle idee. E poi servono le competenze necessarie alla loro realizzazione. E infine, cosa più preziosa, servono le persone e le tecnologie che abilitano tutto il processo. Solo alla fine serve il capitale. Ma noi tendiamo sempre a fermarci all'apparenza, all'aspetto materiale grossolano delle manifestazioni della realtà, e quindi ai capitali, alla scarsità, all'abbondanza, e ci dimentichiamo che dietro a una vera idea c'è sempre e soltanto una cosa, un proposito, un ideale, un valore. E che dietro a tutto questo c'è una volontà. Una volontà sta sempre prima di una visione. E dietro una visione c'è sempre un ideale. E dietro a un ideale c'è un valore. E infine, dietro a un valore, c'è sempre un'aspirazione. L'aspirazione di un uomo, di una donna, l'aspirazione di un essere umano che ha intuito e solo poi razionalizzato quell'idea. Per strutturare al meglio la vision e la mission di un'azienda,
È utile seguire uno schema narrativo basato sui seguenti obiettivi. 1. Definire il cosa. Cosa fa l'azienda? Prodotti, servizi, caratteristiche tecniche, benefit, e questo è ciò che è sempre stato chiamato storytelling. Poi bisogna definire il come. Come si fa il proprio cosa? E cosa ti rende diverso da tutti gli altri? E questo è lo story making, il fare le storie che hai raccontato. Ad esempio, il set di comportamenti che contraddistinguono un grateful brand. A questo punto, terzo punto, bisogna riaffermare il chi, la propria identità, un fattore distintivo, il vero fattore di unicità rappresentato dal proprio proposito, il purpose. E questo è story being, storytelling, story making, story being. Raccontare storie, realizzare nella materia le storie che si sono raccontate, essere profondamente, interiormente ciò che hai fatto, che è ciò che hai raccontato. A questo punto ottenere il cosa, è un cosa superiore, il grateful brand. Generare la gratitudine come impatto del proprio fare, cosa ottieni, e individuare quegli indicatori di riferimento, cioè come misurarla. Ancora più importante, nella definizione della vision e della mission aziendale, è partire dall'approccio che Simon Sinek, un grandissimo, ha definito il cerchio d'oro, in cui si afferma testualmente che le persone non comprano ciò che fai, comprano il perché lo fai, non ciò che fai, perché lo fai. È il proposito di cui abbiamo parlato un istante fa. Le imprese mettono al centro della loro comunicazione cosa fanno, di conseguenza come lo fanno, ma si soffermano molto raramente sul perché lo fanno. Questa struttura di comunicazione ci sembra logica, condivisibile, perché è solo facile da comprendere, ma ha dei limiti. Stabilire la vision e la mission di un'azienda significa innanzitutto comunicare il perché di quell'azienda, del perché essa esiste e del perché si desidera creare un impatto soprattutto emotivo, avvicinandosi all'interlocutore e fare in modo che egli ascolti la nostra storia. Se impostiamo la nostra comunicazione partendo dal perché, facciamo riferimento a quell'area del cervello che poi presiede, perché ne è responsabile, ai comportamenti, a quel comportamento che desideriamo attivare, facilitando la comprensione del messaggio che vogliamo condividere, che a quel punto viene immediatamente legato ad un comportamento concreto e razionale, trasformando le parole in un concetto tangibile. Solo così queste restano fisse nella mente del nostro interlocutore, indipendentemente che sia un nostro cliente. Un esempio lampante della funzionalità dello schema perché, come, cosa, nella definizione di vision e mission, si evince facendo un confronto fra Dell ed Apple, due aziende molto importanti, con due approcci differenti e due storie completamente diverse. Dell è un'azienda importante che da sempre produce PC, ma ultimamente sta perdendo mercato. Apple invece, nata anch'essa come produttrice di computer, è cambiata nel tempo, si è evoluta e ha modificato il proprio stile comunicativo, spostando l'attenzione al prodotto, il computer, al perché produceva quel tipo di computer, caratterizzando il proprio brand secondo uno stile di vita, non secondo le caratteristiche di un prodotto, uno stile di vita desiderabile, aspirazione. La modalità di comunicazione di Dell ha sempre seguito un approccio molto classico, simile a quello più utilizzato dalla maggior parte delle aziende in tutto il mondo. Produciamo computer. Bravi. Cioè cosa facciamo? Produciamo computer solidi, facili da utilizzare e all'avanguardia. In questo caso come lo facciamo? La modalità comunicativa di Apple, invece, si è distinta da subito perché è totalmente differente. Testualmente, crediamo nelle sfide e seguiamo strade alternative. Perché lo facciamo? Puntando sempre sulla semplicità e l'intuizione. Come lo facciamo? E per questo progettiamo computer all'avanguardia. Nuovamente, come li facciamo?
Per questo la mission di Apple ha sovvertito lo stile comunicativo a cui tutti erano abituati e ha avuto un successo incredibile, ispirando ed attraendo sempre più nuovi utenti. A questo servono la vision e la mission di un'azienda, a definire il cardine intorno al quale costruire l'intera azienda, fondarne i valori, guidarne l'organizzazione, definire come si deve comportare, cosa deve comunicare. Wally Hollins, pubblicitario di fama mondiale, nel libro Brand New, disse che ogni azienda è unica per un 10%. Per il restante 90% è identica a tutti gli altri concorrenti. E di solito lo è sul prezzo, sulla qualità, sul servizio. Il 10% di unicità, quella parte distintiva, è proprio il perché. Quel perché racchiuso in quell'idea che sta alla base di tutto. Il fatto è che mentre alcuni aspetti del business sono altamente tangibili, profitti, costi, macchinari, prodotti, servizi, l'assistenza ai clienti, quelli che risiedono nel nucleo tendono ad essere intangibili. Di cosa sto parlando? Della cultura interna all'azienda, della visione dell'imprenditore, quell'intuizione che distingue un essere umano eccellente da uno che ancora non ha ottenuto quell'expertise, non ha quella sensibilità, la fiducia tra i collaboratori, il potenziale delle persone e così via. Il problema sorge proprio perché scovare quel 10% è molto complesso. In primis l'azienda, cioè i suoi vertici, devono rilevarlo, comprenderlo, acquisirne consapevolezza. Poi devono avere la capacità di esprimerlo, prima a parole e tendenzialmente in fatti. Come sappiamo, le multinazionali e le grandi corporation hanno sempre una mission, hanno tutte una vision e poi tutto un decalogo dei valori aziendali. Molte volte questi messaggi però risultano mediocri, semplicistici, anch'essi simili a quelli di tante altre aziende. Imprese senz'anima, svuotate da passaggi generazionali o da pesci più grandi che le hanno inghiottite senza una guida carismatica, rischiano adesso di diventare gusci vuoti a livello di senso, di scopo, di proposito. Ma c'è anche chi questo esercizio lo fa invece molto bene. Una delle espressioni più vivide di cultura aziendale l'ho trovata nell'employer branding di Patagonia. Testualmente, noi cerchiamo persone che effettivamente usino i prodotti Patagonia. Effettivamente. Persone che amino passare più tempo possibile in montagna o comunque nella natura. Dopotutto, siamo un'azienda outdoor. Non metteremmo a un nostro stand un gruppetto di ragazzi fuori forma con camicie bianche, cravatte e bretelle più di quanto un dottore lascerebbe fumare la sua segretaria in studio. Sarebbe difficile riuscire a produrre il miglior abbigliamento outdoor se adottassimo prevalentemente un tipo di cultura indoor. Così cerchiamo gente male in arnese che si sente più a casa in un campo base o su un fiume piuttosto che in un ufficio. Se poi queste persone hanno anche buone competenze per il lavoro per cui le assumiamo, tanto meglio. Ma spesso corriamo il rischio di assumere un arrampicatore su roccia vagabondo piuttosto che un MBA laureato a pieni voti. Trovare una persona tagliata per gli affari, che sia disposta a cominciare ad arrampicare o a scendere le rapidi dei torrenti, è molto più difficile che insegnare un lavoro a qualcuno con una connaturata passione per le attività outdoor. Quando sai chi sei, è più semplice sapere quello che vuoi e quindi come ottenerlo. La massima vale per diversi aspetti del business. Le persone che si assumono, le partnership che si attivano, le organizzazioni che si finanziano, i prodotti che si realizzano e infine la comunicazione, attraverso cui tutto questo si esprime all'esterno, sul mercato. Il purpose va inteso come scopo ultimo e vero proposito dell'azienda. Un concetto più alto e rilevante della vision e della mission. Purpose, vision, mission. Secondo il marketing di oggi, quantomeno. Che il concetto di purpose aziendale sia entrato nel nostro linguaggio quotidiano lo abbiamo ormai capito tutti. Il problema è se c'è entrato intellettualmente o praticamente. Non è un caso, infatti, se un numero sempre maggiore di marchi e di aziende si sta affrettando non solo a dichiarare il proprio purpose, ma anche e soprattutto di comunicarlo e divulgarlo quanto più possibile. Perché lo fanno?
Per la maggior parte dei casi perché i millennials e le generazioni più giovani non comprano più il prodotto, ma comprano, Simon Sinek, il suo perché. Quindi le organizzazioni, il cui agire è già guidato da una brand purpose, si differenziano, ispirano e creano con i propri stakeholder esterni e con gli stakeholder interni un sentimento di fiducia e di appartenenza, comunità, consenso. Il termine purpose è salito alla ribalta internazionale grazie alla dichiarazione di un CEO che opera nel settore in cui meno ci saremmo aspettati una presa di posizione così importante e rilevante in tal senso. La finanza. Sì, la finanza. Si tratta infatti della lettera che Larry Fink, il CEO di BlackRock, la più grande società di investimento al mondo, scrive annualmente ai propri stakeholder. Nella sua lettera del 2019 il titolo era Scopo e profitto, 2 punti, una connessione inestricabile. Ripeto, scopo e profitto, una connessione inestricabile. In quella lettera Fink sosteneva che lo scopo non è semplicemente uno slogan o una campagna di marketing, è la ragione d'essere fondamentale di un'azienda. Ciò che essa fa ogni giorno per creare valore per i suoi portatori di interesse, stakeholders. Lo scopo non è solo la ricerca del profitto, bensì la forza propulsiva per ottenerlo. Utili e scopo non sono affatto in contraddizione, anzi risultano indissolubilmente legati tra loro. Gli utili sono essenziali. Se una società deve servire efficacemente tutti i suoi portatori di interesse nel tempo, non solo gli azionisti, ma anche i dipendenti, i clienti e la comunità tutta, quando una società riesce veramente a comprendere e esprimere il proprio scopo, agisce con la determinazione e la disciplina strategica necessarie per generare redditività nel lungo periodo. Lo scopo unisce amministratori, dipendenti, l'intera comunità e orienta il comportamento etico ed è essenziale per verificare eventuali azioni contrarie ai migliori interessi degli stakeholder. Lo scopo guida la cultura, crea un quadro di riferimento per un processo solo poi decisionale coerente e contribuisce, in ultima istanza, a sostenere i rendimenti finanziari a lungo termine, chiaramente nell'interesse degli azionisti e della intera società. Queste parole, dette dal CEO della più grande società di investimenti al mondo, sono un'indicazione chiarissima per tutte le aziende in cui BlackRock investe e da ora in avanti investirà, andando a generare un impatto estremamente potente che cambierà per sempre le politiche di governance di quelle aziende. Benedetto. Sono tante le ricerche che ci raccontano come i comportamenti dei consumatori, soprattutto nelle nuove generazioni, si stiano orientando sempre di più verso quelle aziende che hanno un purpose chiaro e si impegnano quotidianamente nella sua realizzazione. Una ricerca fatta nel 2020 da una grande società di consulenza americana dice che il 64% dei consumatori globali sceglie i brand per le posizioni che prendono su questioni politiche e su questioni sociali. È un dato che non mi coglie affatto di sorpresa, ma al contrario mi conferma 2 convinzioni su cui da tempo ragiono e su cui anche scrivo. Da un lato, l'irreversibilità del sentimento di completa sfiducia nelle istituzioni in cui ormai siamo immersi, e dall'altro l'opportunità per i brand di distinguersi come agenti di cambiamento di cui il mondo oggi ha profondamente bisogno, permettendoci così, attraverso l'acquisto e la fedeltà ai loro prodotti, di contribuire alle grandi cause che difendono e con le quali ci identifichiamo. Gli italiani però sono ancora molto scettici. Lo conferma Purpose Italia, un recentissimo studio che per la prima volta ha analizzato 12 settori chiave dell'economia italiana e 25 top brand a essi associati. Ebbene, l'indagine ci dice che meno del 40% dei nostri connazionali conosce aziende che operano con un ruolo sociale, che le aziende che si impegnano per un obiettivo di interesse comune sono quelle preferite, il 74,3%, preferite dai consumatori che però rilevano una certa difficoltà a capire quali di esse abbiano davvero a cuore la società in cui operano, questo per il 70,2%, anche perché spesso associano la loro immagine a quelle di obiettivi di interesse comune solo per rafforzare il proprio business,
Questo pari a un 63% il percepito. E in generale sono poco interessate al mondo che le circonda, per il 66,6%. Infine, poco più della metà degli intervistati preferisce che i prezzi rimangano più bassi, il più basso possibile, perché in qualità di consumatore non ritiene di dover alcuna forma di contribuzione al ruolo sociale dell'azienda. Per il futuro, sintetizza lo studio, si prevede una crescente e meticolosa attenzione allo scopo dei brand, delle aziende e delle organizzazioni in generale, tant'è che già adesso i consumatori italiani sono pronti a punire le aziende che non perseguono un proposito dichiarato, come dimostra il 58,1% che smetterebbe immediatamente di acquistarne i prodotti se scoprisse che questa azienda non è coerente con questi valori. Ma come fa un'azienda a sposare una causa sociale? Naturalmente, poiché si tratta di business, c'è bisogno di un approccio scientifico e statistico, di una comparazione tra costi e benefici. Prima di abbracciare una causa, bisogna fare opportune valutazioni considerando l'affinità con il proprio mercato, con il settore di riferimento, con il luogo nel quale si opera, con gli interessi dei lavoratori dell'azienda e infinite altre cose. Il messaggio più attuale, perché necessario, il messaggio da sposare e diffondere è esattamente questo. Esistono dinamiche non sottrattive, di tipo win-win, che portano benefici ai singoli, ma anche al mondo nel suo complesso. Sono queste le logiche che ci potranno portare prosperità e consentirci di crescere in una maniera sana, rigenerata. Ma soprattutto di farlo tutti insieme. Il lavoro di un'azienda non deve e non può consistere unicamente nel creare ricchezza per gli azionisti a qualunque prezzo, a spese di chiunque altro o di qualunque altra cosa. Coniugare il profitto con i possibili effetti positivi per la società derivanti dalla propria attività rappresenta al contempo una scelta necessaria e un forte vantaggio competitivo. Io sono fermamente convinto che traguarderanno il futuro solo quelle aziende, in realtà lo spero anche, che prima di iniziare a investire in comunicazione per raccontare i propri buoni propositi, inizino a compiere quelle azioni che alla fine avranno un senso riconosciuto, conclamato, oggettivo. Avranno un senso riconosciuto solo quelle azioni realmente ispirate da una vocazione profonda e non da un preconfezionato purpose. Quelle azioni finalizzate al bene per l'insieme. Saranno dunque veramente redditizie solo se avranno prodotto un frutto, abbondante ed equo, contemporaneamente per tutti i 7 livelli di manifestazione delle nostre vite. Quelle che nella mia economia 0.0 ho definito nel modello delle 7 P: Person, People, Partnership, Profit, Prosperity, Planet, Peace. Ed è relativo 7P Index. In questo caso il riscontro oggettivo che riceveranno sarà un autentico senso di gratitudine, provato nei loro confronti contemporaneamente su ciascuno dei 7 livelli. Non è un caso, ma solo l'inizio, che il 62% degli intervistati da Ipsos, in ben 28 paesi, oggi pretenda che le aziende diano un contributo fattivo alla comunità e vada alla ricerca di brand che permettano di fare la differenza nel mondo. Affinché ciò avvenga, cosa occorre? Occorre rimettere l'essere umano al centro di tutto. Ripeto, occorre rimettere l'essere umano al centro di tutto. Quali sono dunque i fondamentali? Purpose, la vocazione, il perché stai al mondo, il senso più profondo delle cose, le tue aspirazioni più intime e profonde. Chi sei? Perché sei qui? Perché questa azienda è venuta al mondo? Proposito, scopo, senso delle cose, senso della vita. A questo punto devi avere una vision. È la tua proiezione a lungo termine, come vedi il mondo.
L'essere umano è la specie apice di questo pianeta. La conformazione del nostro cervello ci rende capaci di due attività impossibili a qualunque altra specie, derivate dalla capacità di avere un pensiero astratto. Si chiama prefigurazione e immaginazione. Prefigurare, figurare prima, immaginare, in me mago agere, lasciare agire la magia che c'è in me. La visione è possibile solo alla nostra specie. Qual è la visione che hai del mondo? Come quindi la tua azienda, tua o l'azienda per cui lavori, vede il mondo? Qual è il mondo che desideri? A questo punto, solo a questo punto, può arrivare la mission. Cosa fai? L'avventura, l'impresa. Un'impresa senza che contribuisca alla realizzazione di una visione, che non sia la prefigurazione della tua aspirazione. Magari sarà anche miliardaria, ma sarà inutile all'insieme. A questo punto arriva tutta la nomenclatura dei valori e ciascuna azienda è giusto che si dia i propri. A questo punto tutto il sistema dei credo di quell'azienda, beliefs li chiamano, no? Gli anglosassoni. A questo punto tutto il racconto dei principi, principles, e solo a questo punto behaviors, i comportamenti. Quindi, ricapitolando, comportamenti, principles, principi, valori, missione, visione, proposito. È un sistema molto semplice, è un acronimo, VVMS. La prima V è quella di vocazione, è proprio il piano spirituale. La seconda V è quella di visione, è il piano intellettuale, quello delle idee. Eleanor Roosevelt era solita dire: le piccole menti parlano della gente, le menti mediocri parlano degli eventi, le grandi menti parlano delle idee. Quindi vocazione, visione, piano intellettuale, poi c'è il piano emotivo, la M, mission, e poi c'è la S, strategia. Vocazione, visione, missione, strategia. È il piano d'azione la strategia, il business plan, è proprio la dimensione fisica. Qual è quindi la consapevolezza che maturiamo dopo tutto questo percorso logico? È molto semplice. Adesso un imprenditore, un manager che decide di lavorare in un'azienda, qualunque dipendente che decida di lavorare in qualunque azienda, deve schierarsi, deve fare una scelta di campo. O fondi un'azienda o lavori per un'azienda che aspira ad essere la migliore azienda del mondo, o decidi di fare la stessa cosa, ma per un'azienda che vuole essere la migliore azienda per il mondo. Questa piccola particella, migliore del, migliore per, è l'ingresso nel nuovo mondo. Questo mondo non ci sarà più. Questo mondo è l'unico mondo necessario e quindi è l'unico mondo possibile oggi. Stiamo cercando di evolvere un concetto di economia lineare che al massimo è stato capace di ripensarsi come circolare. Ma non basta ancora. L'economia circolare si fonda sui principi di recupero, rigenerazione, riciclo e così via, tante ri. Ma non è più sufficiente. È certamente ciò che serve oggi per rispondere ad un'istanza importantissima, per interrompere un processo degenerativo, perché questo è un sistema chiuso e noi non l'abbiamo capito, all'interno del quale o ci occupiamo di quello che abbiamo combinato o non ci sarà una seconda via. E quindi bisogna riciclare, recuperare, rigenerare.
ma non basterà. Noi dobbiamo aggiungere una terza dimensione alla circolarità. E questa terza dimensione deriva dall'aver messo l'essere umano al centro. Quando tu metti l'essere umano, una terza dimensione all'interno di un cerchio, improvvisamente quel cerchio, magicamente, diventa una sfera. E tutto cambia. È una dimensione evoluta dell'atto economico. Non a caso l'atto economico per eccellenza è l'atto d'amore. L'essere umano al centro. 3 dimensioni, esattamente l'uomo vitruviano. Vi ricordate? Braccia, gambe. Come penso a un'azienda? La penso come una sfera che si trasforma in un uovo. L'uovo è il più antico simbolo adottato da tutte le tradizioni, prima spirituale, poi purtroppo divenute religiose, per raccontare il senso della vita. La sfera rappresentava l'uomo. Quando la sfera, l'uomo, decide di avere una aspirazione, proprio geometricamente parlando, la sfera si trasforma in un uovo, perché la tendenza verso l'alto, vocazione, aspirazione, proposito, trasforma quella forma. Non a caso l'uovo è simbolo di nascita. Vi ricordate? Per il mondo, una nuova dimensione, nascita. Economia rigenerata, generata nuovamente. Quindi le aziende adesso devono decidere se far parte del vecchio mondo o del nuovo mondo. Perché un uovo, quando viene rotto da fuori, la vita che in esso è contenuto muore. Quando un uovo viene crepato dall'interno, significa che il tempo è venuto, perché la vita che in esso era contenuta viene al mondo. Le aziende sono il motore di cambiamento, sono l'opportunità di una nuova nascita. Siate il nuovo necessario per questo tempo.